Portare l'olivo, Areola? Cosa? L'olivo. Ah sì? Beh, Dov'ero? Areola? Pronto per la Ah, ecco, sì, ecco. Le belle, le Vai a belle. trovarla Teresa così. Ah sì. Sai che Teresa è nata nei miei paesi. Ah! No, Mi e Teresa siamo nati, guarda, Mi è qua a Carlo, la casa di Carlo, sa? Mi e la stessa distanza dove che siamo nate. Ah, Nate, cresciute, elementari, tutte dai. si andiamo a giocare insieme a sera, cioè, Che una volta bello. che si di d'inverno tendia con la slitta e con la slitta di giocare. Ah. Di starsi a giocare fuori in giro. Ah, lì è lo stesso paese, non sapevi A mica. Sogorgo. Sì, Ma che da qua, roba. là. E le vedevi ogni tanto? Attenta, venire fino alle elementari, si viene sempre trovato. Era 5 anni di piedi, Sì, 100. Comunque, io ho fatto l'elementare che ho fatto la valle come me, naturalmente. Dopo sua mamma era mandata, nota che ho appena conosciuto mio papà, e credo, non so se l'ha poco conosciuto, è stata orfana, non so se avevo 3 anni, Del papà. di papà, sì. Mm. E suo papà era di Ostiglia. Ostiglia, e che Liguria? No, l'essere Ostiglia, Al sud. o che l'Emilia Romagna o che in Lombardia, là, fra il Po, non so se sono le cose del Po. Beh, dopo una volta che è morto suo papà è morto Ma di malattia o di incidente? poi è morto di penso che suo papà era ufficiale durante la prima guerra mondiale a Cortina, sulle Tofane. Osteria. Le conosciuto sua mamma, sto Soncini, lui era di cognome Soncini, le conosciuto sua mamma, Teresa, e su in occasione che era sul militare. Sì. Dopo appena finire la guerra si è sposato subito. E là si era sposato nel 19, metti 18, 19. Sì, dopo la guerra. E il 20, perciò è nata subito dopo. Sì. E gli abitava a Ostiglia. Ostiglia. Sì. Dopo è restata orfana, lui è morto di broncobolmonite in seguito a si aveva bagnato tutto e non aveva prudenza di cambiarsi. Di cambiarsi, che aveva la broncopolmonite. E è morto. Ma va. Sua mamma è tornata a valle, dove che prima la viveva, come che si ripete, là a pochi metri da casa mia. Sì. Per cui era ancora bambina, dosetta, proprio piccola, le vissuto sempre là, dopo era Pirandetta naturalmente, ma era una volta Dorotea, era tutto fuori, la sera. Si stava fuori, sì. D'inverno tendia sulla neve con la slitta, l'audete, no? Sì, no, sì. No, la brega che c'è mia, cosa che c'è mia. No, neanche c'era la slitta. La slitta. La slitta, dopo era il bob. Il Bob. Il bob e l'audetta. L'audetta. Lei le aveva fatto una bella mia nonno. L'audetta era un posto, era un sedile, un posto. Molto, la slitta era più alta, l'audetta era più bassa e l'aveva due fiancate. Attento, così, tanto tempo te che vero? Bianca. Sicuro quel non mi manca mai. Ecco, attento. L'audetta l'era fatta così. L'era un posto l'audetta, la sinistra l'era due posti o anche a 3, dipende, mentre l'audetta l'era a un posto. A un posto. Dunque la fiancata l'era fatta così, da Dio l'era così. Ah, tipo la scena slitta più e l'audetta. Infatti ti sentia.
Dentro quella era Bodo, e dopo quelle sono sotto, Ah, quella era le lame, sai che lame sì. di ferro? Ed era più bassa di una slitta Lei era normale. più bassa, lei era proprio e ti sentiva qua dentro, era un posto, A un posto. questa qua. E appunto, ognuno li sa mamma meglio che si. Mio nonno la via no, si vede che la via gli era arrestata, non so come, un toro di ciliegio. E lì preso il ciliegio. Beh, ciliegio. E lui costituito, che voleva fare le domande, se le domande. Qual è il tuo perché le mani appartengono qua, ti Sì, sì, ecco, te metti il piccolo e davanti quello era un gancio con la corda da poter per tirarla su, sì. se no, sì. Che roba. D'inverno stiamo parlando di Teresa. Dopo finire le elementari, e la sua mamma la mandava a Crespano del Grappa dalle Sì, Cannucciane mi faceva. che le suore, lei ancora là. Le Lei Cannucciane. ancora. Io ho fatto le magistrali a cosa io dico? Crespano. A Crespano del Grappa. Mi invece, mia mamma mi ha Collegio mandato Immacolata. Dopo, io ho diploma prima, dopo la prima guerra. E con la guerra siamo stati separati senz'altro. Sì, era stata lassù. a Crespano o a Valle. Sì, dopo finire il collegio Le a Valle. scuole le tornava a Valle. A Valle. Sì. Mi invece sono finita a Marino. Maria Piana. Ho fatto i concorsi e io sempre insegnare lassù. Finita è andata in pensione, prima Cibiana. La insegnare lassù? Sempre su 40 anni di pensione. La sposò un maestro. Lassù, sì. Romano, sì, Tonino Romano, Antonio. Tonino Romano. Ma Romano non è mio un cognome? No, perché? L'era importante. Attenta, suo papà, suo nonno di Romolo, Sì, era della base, non so, sì. Al marito di questa, insomma, Teresa. lui le sposò un ufficiale di posta, ossia una impiegata in posta, la capo posta, cioè, una volta ufficiale di posta. Sì, il direttore. Sì. Direttore della posta. La sposò sta qua e è sempre stato vescovo dove che la spostava negli uffici. Non so da dire da dove che provenga lui. Fatto sta che a un certo momento sta ufficiale di posta, sta nonna di Romolo, le figlie Valle. E io avevo un fiol, Antonio Tonino, maestro. Tonino Romano. Che è quello che l'ha sposata Teresa. Quelle quel che papà di Romano. quel che affonda a Valle per l'Avis. L'Avis di Valle l'è intitolata anche a lui. Ah sì, Tonino Romano. Tonino, lui in cimitero a Valle ha anche una tomba che era dedicata a lui. Sì, appena il donatore del sangue. Sì, quindi una persona nel sociale, dice. Dunque è morto giovanissimo. Ah sì? È morto, dunque fa conto che lui era vecchio come Teresa, Teresa del 20. Lui penso che fosse del 20 là, ma forse anche del 22. Stessa età circa. È morto giovanissimo, dunque Michele del 59, lui è morto nel 62. 62-63. Mi ricorderò sempre, era andata su durante l'estate che andai sempre su a Valle, no? Aveva Michele piccola e prima di venire a casa, il giorno dopo sarei venuta a casa, sono andata a salutarli a casa. Ti ho detto che l'abitiera era poco di stato. Sì. Dopo si è fatta una casa nuova. Una volta sposà sto Romolo, sto Tonino. Tonino con la Teresa. Un bravissimo maestro, bravissimo, e pieno di buona volontà, un lavoratore, veramente una brava persona. Ha fatto una casa da un più in su. Proprio in su. E prima di venire a casa sono andata a salutare perché è sempre stata questa amicizia in casa. Sì. E sono andata a salutare.
E pensi che lui è venuto, hai visto le ferrovie col trenino delle Dolomiti che faceva davanti? No? Sì, è il trenino quel, E Dobbiaco Cortina. Bravo, lui lo metteva al di sopra della ferrovia, appena al di sopra della ferrovia. Mi invece metteva qua Sotto, sopra, sì, sotto sì. la ferrovia. Fatto sta che lui le veniva